I risultati sono ancora parziali, però il quadro ormai è chiaro. Ci sarà il ballottaggio tra Fabio Chiesa e Piero Garbellotto. Come commenta questo risultato parziale? Ma allora, innanzitutto faccio i complimenti alle persone che hanno ottenuto la maggioranza dei voti in questo momento. Sono dispiaciuta che il quorum dei votanti sia così basso, perché non rispecchia tutte le caratteristiche e le peculiarità coneglianesi, insomma non tutti sono andati a esprimere il loro voto e la loro emozione, e questo è un fallimento, diciamo, per tutti noi, perché evidentemente non siamo stati in grado di intercettare il loro sostegno, ecco. Questo sostanzialmente è la risposta. Al prossimo ballottaggio di fatto ci sarà il duello tra centrodestra e centrodestra, quindi insomma due candidati di due frange diverse del centrodestra. Come commenta questo risultato e il fatto che il centro-sinistra non farà parte di questa battaglia finale? Ma lo prendo con dispiacere, perché è il centrodestra che in questi ultimi anni ha governato assieme, è il centrodestra che ha delle responsabilità politiche ed è il centrodestra ancora una volta a correre per governare Conegliano, e io sono dispiaciuta di questo, perché secondo me valeva la pena vedere le cose da un altro punto di vista e provarci, insomma. Come sarà la sua opposizione al governo della città, dentro al governo della città, e soprattutto ha in mente di fare eventuali alleanze? Allora, per quanto riguarda le alleanze non è questo il momento e il luogo dove parlare. Per quanto riguarda l'opposizione, è un'opposizione assolutamente costruttiva. È un'opposizione che è dialogante. Noi vogliamo che parte delle nostre cose entrino a far parte della progettualità della nuova amministrazione, perché siamo convinti che serva un ammodernamento, servano delle politiche nuove e non possiamo rimanere estranei, diciamo, a questa progettazione. Ne va anche del nostro futuro, insomma, quindi dobbiamo assolutamente metterci nella condizione di poter dialogare con una nuova futura amministrazione. Per quanto riguarda il risultato elettorale, io non ho ancora i dati definitivi, però vedo che c'è un grosso investimento sul mio nome, sulla mia figura, e io voglio prendere in mano, diciamo, questo pacchetto, questa responsabilità, e ricostruire anche un nuovo centrosinistra più moderno, più dialogante, più cittadino, insomma, più coneglianese, ecco.